L'atmosfera è quella di sempre in puro stile alpino, Trento invasa dalle penne nere, un tripudio di colori, di suoni e di canti capaci di scaldare e commuovere perfino i cuori meno sensibili. Immagini girate da Cipriano Bortolato, capogruppo dell'ANA di Milano, che abbiamo raggiunto telefonicamente. È sempre una festa e noi ce la stiamo passando, un po' soffriamo perché il tempo non è dei migliori, ogni tanto viene giù un po' di pioggia, però non è questo che ci può fermare, insomma. Oggi vigilia della giornata clou della 91esima Dunata Nazionale degli Alpini, che si concluderà con la grande sfilata per le vie di Trento. Ci prepariamo per la parte cruciale della festa questa sera e poi per la parte più istituzionale domani mattina, quando sfileremo. Domani mattina Venezia sfilerà nel tardo pomeriggio. Questo pomeriggio le ultime cerimonie istituzionali con il saluto del sindaco di Trento, del presidente nazionale ANA, tutte le autorità, il consiglio direttivo nazionale e i presidenti di sezione ANA. Stasera i concerti di cori e fanfare saranno il sottofondo della notte di attesa. Domani dalle 9 lo sfilamento delle formazioni, che culminerà con il passaggio davanti al palco delle autorità in Piazza Dante. Un saluto agli amici alpini e, come dico io, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. La mia totale solidarietà e sempre avanti, guardare avanti, e come diciamo noi, il leone non si preoccupa mai delle pecore, per cui i nostri leoni sono gli alpini.